Avvocato Giuseppe Scozzeri oggi in campo per sostenere il sì. Certamente ho ritenuto opportuno senso civico e impegno sociale e anche morale nei confronti di questo Paese dare un piccolo contributo verso il sì. Un Paese che sta vivendo tanti paradossi. Prima della indizione al referendum, se chiedevamo a tutti i cittadini, la maggioranza avrebbe risposto che voleva la metà dei parlamentari, l'abolizione di una Camera. Dopo, forse probabilmente causa un messaggio mediatico non perfetto, ci sono sul fronte del no soggetti che in realtà non c'entrano nulla con il fronte del no. Noi riteniamo che va data una scossa a questo Paese e il cambiamento si vede sin da lì, sin dal 4 dicembre. Una scelta che sta un po' dilaniando l'Italia fra il sì e il no, fra partiti di destra, di sinistra, insomma un miscuglio. Beh, devo dire sì, noi riscontriamo sul fronte del no soggetti che sono diametralmente opposti nel loro modo di pensare, di vivere e di essere. Io ricordo nel 94 le tesi dei progressisti, soprattutto la tesi 1 e 4 dell'Ulivo nel 1995-1997, bicamerale D'Alema, uno dei punti forti era quello di un premierato forte, della fine del bicameralismo perfetto e della riduzione del numero dei parlamentari. Oggi non capisco perché D'Alema e Bersani stanno con Grillo e Berlusconi. Questo è oggettivamente difficile. Il referendum è un'attività divisiva, in una stessa famiglia ci può essere un marito che vota sì, la moglie che vota no e il 5 dicembre non divorzieranno per questo, dunque viviamo questo passaggio con serenità. Le ragioni per il sì secondo me sono giustificate e credo che sia un'occasione unica per dare un cambiamento a questo nostro Paese. Dobbiamo avere una democrazia in grado di sapere decidere, di sapere assumere delle decisioni e esserne responsabili dinanzi ai cittadini. La nuova Costituzione realizza tutto questo. Se questa Costituzione dovesse essere bocciata, ahimè, il tema delle riforme è rinviato a data da destinarsi, perché sarà difficilissimo riannodare i fili di una riforma attesa da troppi anni. Uno dei punti in cui il no si fa forte è quello di un Senato che non si sa come sarà. Ma guardi, su questo aspetto del Senato vorrei dire che il Governo e il Parlamento con un ordine del giorno hanno già deciso che il disegno di legge elaborato dal senatore Vannino Chiti sarà assunto come testo base per l'attuazione dell'articolo 57. Non fa altro che riproporre il vecchio meccanismo di elezione del Senato che abbiamo conosciuto per tantissimi anni prima del Porcellum. Due schede ai cittadini, uno per il governatore e per una parte del Consiglio regionale, con l'altra scheda si eleggeranno i consiglieri regionali che saranno senatori. Molto semplice, ha in assoluto rispetto del principio della sovranità popolare. Onorevole Cimino, quanto è importante dire sì? Ma ritengo che oggi sia indispensabile per fare in modo che il nostro Paese si colleghi realmente con i tempi europei. Per la Sicilia anche questa può essere una grande opportunità perché finalmente il Senato sarà il Senato delle regioni e la voce della Sicilia avrà la voce dei deputati regionali all'interno di Palazzo Madama. Io sono fortemente fiducioso per queste riforme perché ritengo che oggi avere un Paese che debba legiferare con 630 deputati e 315 senatori di fatto rispetto ai tempi e rispetto alle necessità che vive il nostro Paese è diventato ormai un fatto aberrante. Riuscendo a ridurre il Parlamento si dà la possibilità di accelerare l'attività legislativa ma anche la capacità della pubblica amministrazione a intervenire nei processi di spesa.